Allora, parliamo con Raffaele Padrone, segretario dell'UGL Generale Sicurezza e Influenza Giulia, sta ancora cercando di ovviare alla chiusura di 260 uffici della Polizia di Stato, di cui 2 nella nostra provincia di Pordenone, il posto Polfer di Casalsa della Delizia e la sezione della Polizia Postale di Pordenone, su totale di 12 previsti in Friuli Giulia. Ha già incontrato il prefetto, ha incontrato lo stesso questore e poi vuole incontrare anche i massimi vertici delle istituzioni, solo che invece della governatrice Deborah Serracchiani si è trovato davanti, o meglio, gli è stato detto che doveva incontrare il capo di gabinetto e a quel punto ha deciso di non andarci. Ovviamente, se io scrivo di parlare con la Deborah Serracchiani, voglio parlare con la Deborah Serracchiani. È come se io dovessi parlare con lei, gli scrivo e lei mi fa parlare con Liberti. Io posso capire, infatti ho detto che rispetto la faccia e la figura politica di questo capo di gabinetto, però non è la stessa cosa. Vorrei sapere dalla voce e sentire con le mie orecchie cosa dice la Deborah Serracchiani su un problema così importante come quello della sicurezza in Friuli Venezia Giulia. Vorrei sentirlo dire da lei, che me lo scriva, che me lo dica. Per correttezza, se la Deborah Serracchiani non veniva e veniva a Bolzonello, è il vicepresidente della giunta regionale. Ma è una cosa. Come Liberti è il mio vice direttore. Ma comincia a essere. È bravo direttore. Lei ha capito, ha centrato l'argomento, perché per quanto le voglio bene a questo capo di gabinetto che non conosco, non mi interessa parlare con lui, questo è ovvio. Ma secondo lei come finirà poi? Finirà che il 25 noi abbiamo un incontro al Ministero e ci sarà già chiaramente data con una certa sicurezza queste chiusure. Purtroppo quello che a me dà fastidio è che questo signor Renzi non ha fatto nulla per la sicurezza. L'altro giorno l'ho sentito parlare di troppe polizie. Benissimo, come avete visto oggi c'era la polizia municipale e la polizia di Stato, ognuno per le loro competenze. Non si possono fare differenze proprio per la loro specificità di operativa. Nessuno poi di questo signor Renzi vuole vendere 100 auto, direttore. Sapete che adesso ce ne sono già in ordine 210 blindate per un totale di 25 milioni di euro e già c'è l'acquisto di ben 1100 altre auto tra utilitarie e berline per altri 15 milioni di euro. Ci facciamo prendere in giro, ma da chi veramente ci facciamo tutelare? Da Paperino e qui qua? Non ho capito. Bene. Mi scusi. Io vorrei... E poi guardi, scusi direttore, è importante una cosa. Cottorelli è stato messo lì a fare questa taglia review. Bene, prende 2.200 euro al giorno e lui deve pensare ai miei tagli, che guadagno poco più di una badante, con tutto rispetto per le badanti. Guardi, le posso dire una cosa per chiudere. Io vorrei una polizia efficientissima, vorrei delle forze dell'ordine efficientissime e devo dare atto che per lo più lo sono, ma vorrei altrettanto che i magistrati fossero in simbiosi con le forze dell'ordine, perché io mai farei il poliziotto, visto che oggi arresto il ladro e il giorno prima è nuovamente fuori e passa davanti alla questura facendomi con il medio. Direttore, lei ha posto una domanda, non c'è la legge per mandarli via e questo è il problema, non c'è più reato di mendicità. Quindi cosa facciamo? Sarà il presidente dell'ANCI, grazie, sindaco di Torino Piero